start da Novate Mezzola, destinazione Codera. Parcheggio della Val Codera. Sempre ripido. Continua il tratto ripido. Qui giriamo a destra seguendo le indicazioni per Codera. Là in cima ecco Codera. Eccoci arrivati ad Avede. Eccola in fondo, Codera. Ultimo tratto. Finalmente quasi arrivati. Infine, dopo poco più di 2 ore e 10 minuti, eccoci arrivati a Codera. E vai. Galline al pascolo. Bello. Oh. Oh. Laboratorio. Wow.
Proseguiamo per rifugio alpino. Esatto, bellissimo. Wow, ecco il rifugio. Eccoci arrivati all'osteria alpina e vai. Buon appetito! E allora, signorina Bavi, cosa ne pensi di questa escursione a Codera? È un'escursione che dura 2 ore e un quarto, almeno quello che ci abbiamo piegato noi. All'inizio un po' faticoso perché si va su in salita, è comunque bello perché il sentiero è largo e è fatto tutto di scalini. Poi verso la fine, mezz'oretta spiana, alla fine si arriva a questo paese che secondo me è veramente un gioiellino, è stupendo. Le case sono tenute tutte bene, ci sono 2 rifugi dove uno alle mie spalle ci siamo fermati a mangiare perché veramente era impossibile non fermarsi. Buonissimo, complimenti al rifugio degli alpini, giusto? Sì, la cuoca veramente straordinaria. Io ho mangiato i gnocchetti alle ortiche, raccolte questa mattina, quindi ve lo consiglio, vi consiglio anche di venire in questo bellissimo paese dove c'è veramente tanto da vedere, c'è un bel panorama. Io resterei qui a farmi un bel pisolo, ma fra poco dobbiamo scendere, quindi è adatto a tutti, adatto ai bambini, anche chi è poco allenato perché pian piano si arriva, insomma. Quindi io vi auguro un buon fine settimana e buone escursioni. Mandi! Rientriamo dallo stesso percorso d'andata. Salutiamo Codera e l'escursione più bella che abbiamo fatto finora. Assolutamente sì, quindi io sono sicura, anche se è faticoso, voglio tornarci. Ciao! Ultimo tratto in salita. Boh, il ripido tratto finale è terminato. Brava Barbara, anche stavolta ce l'hai fatta e vai. Tutto a posto, Babi? Sì, tutto a posto. Attenti alle foglie secche.